rischia di dare risposte a pochi e non all'insieme dei problemi che ci sono, per cui noi ribadiamo che va rivisto il regolamento nel suo insieme. Aprire tavoli per valutare una a una le posizioni più problematiche degli inquilini ATER dopo l'aumento dei canoni non è una risposta sufficiente per la CGIL. Non è così che si risolverà un problema che si rischia di trascinare nel tempo. È il regolamento che è sbagliato, per cui l'approccio del tavolo per tavolo non risolverà il problema. Ci sono una serie di criteri che modificati. C'è un ISEE in accesso in entrata a 20.000 euro, che va bene, poi bisogna stabilire che per la decadenza l'ISEE può essere alzato a 30.000 euro e bisogna pesare in modo diverso un eventuale patrimonio perché può essere dato da molti fattori. Trovare l'equilibrio su questi criteri lo si fa cambiando il regolamento e non caso per caso. Fatto questo bisogna poi stabilire la griglia degli aumenti. Si mette l'aumento più alto a 30.000 euro e poi si va verso il basso a scalare in modo graduale fino ai 40 euro. Solo a quel punto andrebbe stabilita, prosegue il rappresentante dello SPI, la griglia degli aumenti con calcoli molto più chiari di quelli elaborati attraverso l'algoritmo regionale. Con Cassugana la CGIL sta studiando un accordo che punta ad andare oltre e trovare una soluzione per la realtà trevigiana. Con il Comune di Treviso abbiamo fatto degli incontri sulla contrattazione sociale. Siamo in fase di stesura del testo finale, quindi vorremmo con il Comune di Treviso portare delle proposte concrete di modifica al regolamento, evitando il caso per caso. È un banco di prove importante e noi vedremo di utilizzarlo al meglio, perché in questa fase abbiamo protestato, però bisogna anche essere in grado di fare delle proposte. Se poi le proposte sono condivise tra chi rappresenta gli inquilini e chi appunto rappresenta le istituzioni, molto probabilmente la Regione deve tenerne conto un po' di più di quello che non sta facendo in questa fase.